Attenzione, astronauti delle stelle morte. Anche in questo capitolo potrete trovare altri indizi sull'identità del personaggio misterioso. Se siete convinti di averlo riconosciuto, scrivete pure il nome motivando anche la risposta nei commenti sotto al primo capitolo della serie. Mi raccomando, buon ascolto. Ben presto si resero conto che il viaggio che avevano intrapreso li stava trascinando in settori del cosmo dei quali nessuno di loro aveva confidenza o esperienza. Sul tondo schermo del radar le segnalazioni della presenza di altre navicelle, dapprima a tal punto frequenti che la plancia era tutta un cinguettio di elettronici bip, si erano gradualmente e inesorabilmente ridotte, e adesso l'apparecchio non emetteva che un lievissimo ronzio. Nessuno solcava quel vuoto, eccetto la Magnum Opus, che forava l'eternità con la sua affusolata massa, la fenice sulla carlinga che avvampava alla remota luce di qualche stella. Quella strana solitudine innervosiva l'equipaggio a tal punto da contagiarli con inusuali pensieri, persino allucinazioni. Oltre gli spessi vetri della plancia o degli oblò talvolta, qualcuno di loro aveva scorto, o almeno gli era parso, forme gigantesche che si contorcevano nelle tenebre fra le masse stellari. Entità che, a dispetto delle loro apparenti proporzioni titaniche, sembravano capaci di svanire quando si tentava di osservarle meglio. Xanthosis, il mercenario, in tono di smargiassa ironia, attribuì la colpa di tutto questo ai fumi che esalavano dalla stiva, entro la quale Rubeum seguitava a salmodiare litanie e cupi incantesimi rivolto al cadavere che stavano trasportando nella capsula criogenica. Da parte sua Nigred il pilota afflisse tutti dando voce a ogni preoccupazione che gli saltava in mente, dalla possibilità di non trovare mercanti per rifornirsi di alimenti al pericolo di terminare il carburante. E le sue querule predizioni nefaste irritarono a tal punto il mercenario che egli prese il ragazzo per la gola, intimandogli di non osare più di fiatare. Comando che il pilota, seppur stillando veleno da ogni poro, eseguì senza altre obiezioni. A nutrire i loro serpeggianti timori si aggiunse il fatto che anche la loro strumentazione di bordo manifestava comportamenti anomali, quasi che in quell'area fossero in atto strane forze che sollecitavano i recettori della Magnum Opus in maniera insolita. Talvolta le apparecchiature smettevano di funzionare, oppure per pochi e frenetici secondi impazzivano come bombardate da un sovradosaggio di dati che le mandava in sovraccarico, registrando però dei segnali del tutto incompatibili con la realtà, cifre spropositate e livelli di sostanze in proporzioni o troppo stratosferiche o troppo infinitesimali. Dopo poco i rilevamenti tornavano a essere coerenti. Qualche volta le sonde acustiche avevano trasmesso agli altoparlanti dei cosmofoni suoni di genere sconosciuto, che il computer di bordo non seppe identificare se non fornendo percentuali e probabilità sulla loro natura, cambiando spesso opinione quasi fosse indeciso. Per la ciurma non ci fu nulla di più spaventoso. Non erano i serici fruscii prodotti dal passaggio di una cometa o le cupe melodie sorde emesse da un pianeta in rotazione, ma lugubri lamenti che si contorcevano lentamente in modulazioni e variazioni intollerabili all'udito umano, che raggiungevano all'istante i più primordiali centri del cervello, liberando tutte le sostanze della paura e dell'ansia. Ogni tentativo da parte della ciurma di scoprirne l'origine o anche solo la provenienza fu vano. Il radar non mostrava la presenza di altre navicelle o anche solo di asteroidi o pianeti. Altri strumenti concordavano con questo. Erano apparentemente soli. Eppure c'era qualcosa che bombardava le loro sonde con quel terribile rumore. Durò una ventina di minuti prima di spegnersi gradualmente, come se si stesse allontanando. Ulteriore motivo di sconcerto e panico fu scoprire che quel suono inquietante non era rimasto impresso nei nastri che automaticamente registravano ogni effetto acustico proveniente dall'esterno. Quando provarono a riascoltarlo, non udirono che i soliti rumori di fondo, tipici dello spazio. Il pilota era particolarmente preoccupato per via delle bussole cosmiche, le quali iniziavano a dare segnali nient'affatto normali.
come se qualcosa interferisse a fasi con il loro funzionamento. Un problema allarmante, poiché era solo grazie a loro se la Magnum Opus era in grado di orientarsi in tutto quel vuoto. Trascorse un periodo piuttosto lungo, che indusse tutti a formulare un piano per cominciare a razionare i viveri e stabilire periodi in cui avrebbero proceduto a motori spenti, sfruttando la semplice spinta cinetica per risparmiare carburante. Il radar e altre strumentazioni animarono la plancia di segnali acustici. Di colpo la navicella si trovava circondata da strane presenze. Le rilevazioni trasmisero dati piuttosto bizzarri. Si registrava il concretizzarsi di una lunga fascia di quelli che assomigliavano a detriti in sospensione di natura metallica. Subito il pilota attivò i visori telescopici, i quali proiettarono sugli schermi le prime immagini. Quel che l'equipaggio vide annullò la capacità di esprimersi. Si trattava di forme contorte e spigolose al pari di cristalli dalle cui estremità ammaccate e recise sgorgavano fasci di cavi o monconi di sonde. Astronavi, o più precisamente relitti di esse, che fluttuavano abbandonate, reduci da chissà quali impatti. I primi miseri resti presero a scivolare ai lati della Magnum Opus con la tetra, elegante dignità di un cadavere trasportato dall'acqua. Di alcune non rimanevano che frammenti accartocciati di scafo, i vetri della plancia crepati, i motori compressi. Altre erano praticamente integre, salvo per qualche ammaccamento qua e là, derivato dalle collisioni con altre navette inattive. Ma quando gli zoom delle telecamere ingrandirono le immagini, dalle bocche dei 4 cosmonauti evasero gemiti di orrore e terrificante meraviglia. Tracciate sui pannelli del ponte di comando c'erano lettere scritte con qualcosa che aveva sbavato lunghi rivoli sul vetro. Il pilota e il mercenario fissavano le immagini con ebete incomprensione, ma Albeda e Rubeum, al contrario, riconobbero in quei graffiti deliranti cupi riflessi delle loro conoscenze esoteriche. Su un pannello stava scritto: «Ho succhiato il latte della capra nera dai 1000 piccoli». Sapeva di delirio. E su un altro si leggeva: «L'occhio di Azathoth vede seppur cieco». Una terza scritta strillava: «Mio Dio, è femmina!» E poi ancora, su altrettanti oblò e pannelli, una sequenza di messaggi trasudanti la più fervida, abissale pazzia. «La melodia di Astur si assaggia con la lingua. Il buio fra le stelle è vivo. Dibattetevi come mosche nelle ragnatele di Atlach-Naká». E altri ancora, ma di grammatica troppo corrotta e snaturata dalla follia perché li si potesse decifrare. Sotto gli occhi allucinati dell'equipaggio l'orrore non accennava a diminuire, ma si palesava in forme sempre più stupefacenti nella loro bruttezza. Ecco infatti che fra quei rottami orbitanti, che oramai erano talmente numerosi da urtare lievemente la Magnum Opus con deboli rintocchi, galleggiavano pure corpi umani, le cui forme pallide e patetiche parevano avvinte in un'infinita lentissima danza. Non indossavano alcuna tuta spaziale e nella maggioranza erano nudi, segno che dovevano essere usciti dagli abitacoli senza minimamente curarsi di proteggersi. Sui loro corpi era ben visibile la violenta follia che li aveva assaliti. Simboli e diagrammi di orribile genere spiccavano incisi sulle membra. Quasi tutti avevano crateri sanguinanti al posto degli occhi. Fu proprio allora che Rubeum, per quanto avvinto dallo sceno spettacolo di quello sconfinato cimitero fluttuante, percepì un suono che giungeva basso e insistente dalla stiva. Staccando non senza sforzi lo sguardo dai vetri della plancia, si precipitò nei ponti inferiori. Notò che la capsula criogenica vibrava sui supporti e che sotto la liscia e curva superficie il cadavere che vi era custodito fremeva e sussultava come se i suoi nervi fossero stimolati da scariche elettriche. A bocca aperta, avvelenato di terrore euforico, il bibliofilo ammirò le spasmodiche contrazioni delle mani e dei piedi di quel defunto, lo scatto di gomiti e di ginocchia, il rapido serrarsi delle mascelle e, in particolar modo, l'ammiccare terribile delle palpebre che, al pari di immondi bivalvi, si schiudevano su occhi grigi come stelle morte, nei quali si indovinava appena un offuscato baluginio d'oro emanato dall'occhio mistico che ardeva custodito nella massa del cervello. Ma quella non era vita, solo un riflesso, il mostrarsi della percezione di un segnale captato dal sistema nervoso del morto, non diverso dagli avvisi sonori delle apparecchiature della plancia. Ciò non di meno era il sintomo che si stavano avvicinando alla zona dell'universo segnata sul capitolo segreto del Necronomicon e che presto, molto presto,
La grande opera tanto inseguita e sognata dalle schiere di alchimisti del passato si sarebbe compiuta, schiudendo di fronte a loro i più inimmaginabili prodigi.